misura ha ricostruito tutto l'organigramma dell'associazione. I capitani delle navi, che erano degli skipper professionisti, non poteva in questo caso essere improvvisato un migrante, perché per guidare un'imbarcazione a vela di quelle dimensioni è necessario essere degli skipper. Quindi gli skipper, chi provvedeva a trasportare i migranti fino a Istanbul, chi provvedeva a tenerli in delle safe house in Turchia, chi provvedeva a remunerare gli stessi capitani delle navi, e poi bisognava recuperare gli skipper che arrivavano in Italia e dovevano ritornare in Turchia attraverso un complesso giro di money transfer e attraverso dei viaggi aerei. Quindi abbiamo ricostruito questa organizzazione egiziana che aveva sede fondamentalmente egiziana, che aveva però sede stabile e operativa in Turchia. Considerate che addirittura avevano messo su un'agenzia immobiliare che doveva fornire gli immobili presso cui ospitare i migranti in attesa della partenza, e questa attesa poteva anche essere lunga perché bisognava attendere le condizioni meteorologiche favorevoli per affrontare il lungo viaggio che partiva da Bodrum o dalle zone circostanti della costa turca per arrivare in Calabria o in Sicilia.